Allora abbiamo qui gli amici Lucio Gardini, giusto? E Vittorio Boscolo. Io ragazzi adesso non è per piaggeria, siamo qua a questa fiera di San Martino che finalmente mi sembra proprio indovinata, qua sul Boulevard Sottomarina, vediamo tanta gente, il clima, anche turisti, stamattina. È molto bello. Oh, sto guardando le vostre foto, adesso in sovraimpressione poi ve le metto tutte quante, questi ci sono questi scatti sia di Lucio ma anche questi fiori di Vittorio. E complimenti, io parlo anche un po' di invidia perché vedere questi scatti così indovinati, so che c'è un po' di post di lavorazione. Sì, sì, beh, ma quella è naturalissima, ogni fotografo mette sicuramente del suo, della sua tecnica, della sua personalità, insomma. La post produzione è, diciamo, quasi obbligatoria, ecco, quasi obbligatoria. E Vittorio, i tuoi fiori, come mai questa passione per i fiori? Tu sei più tradizionale, tu più com'è? Sì, perché ho sempre prediletto un po', diciamo, le cose al di fuori del scatto normale. Cioè i miei scatti non sono normali, perché neanche io non sono normale. Cerco sempre in qualche modo di andare fuori delle righe del solito scatto fotografico. Infatti tutti i miei fiori sono tutti quanti fatti del mio giardino, foto del mio giardino. Che belli! Quindi sono a costo zero. E per divertimento ho cercato di dare una mia impronta di quello che vedo, di quello che la gente non vede. Allora parlaci di uno di questi fiori e dai un significato, dai. Dopo tu mi spieghi una delle tue foto. Mostrami una delle opere così. Dacci così una. Diciamo che per o male sono un po' fiori come in evanescenza. E ho voluto dare questa impronta perché è una cosa di fantasia, se non o di creatività, se non di proprio far vedere il fiore. A me non piace l'idea di far vedere il fiore o il soggetto piatto. A me piace un po' elaborarlo, un po' diciamo crearlo con la mia fantasia, con la mia creatività, eccetera. Ecco, questa foto qua non è uno scatto stupido, ma sono 4 scatti messi a fuoco piano per piano e poi diciamo attaccato con un programma di Photoshop in modo che la profondità di campo sia dalla prima riga fino non essere troppo tecnico, che la gente non gli interessa. Questi qua sono fatti tecnicismo, diciamo su una tavola messi apposta per far vedere un po' anche l'effetto diciamo pittorico. Lucio, mostrami tu qualcosa dei tuoi, che onestamente va veramente. Questo mi piace tantissimo. Sì, io non ho. Posso? Sì, parla pure. Sì, non ho un filone particolare di fotografie. Queste sono una piccola raccolta di fotografie che ho fatto diciamo a Chioggia, lagunari, ecco. E ho voluto mostrare un po' di varie parti, insomma la diga classica, i portici di Chioggia, le reti, i vieri delle Molecche, la spiaggia, insomma un po' di tutto quello che riguarda il nostro territorio, ecco. Sono anni, vero, che stai facendo questa... Sì. Sono anni che fotografo, speriamo che qualcosa esca di buono, ecco. In che senso? Lo devono dire gli altri se faccio qualcosa di buono. Ce ne sono che sono molto... Sì. Questa mia è una delle più riuscite qui sotto la diga. È una visione un po' diversa dalla classica diga da sopra, ecco. Una visione leggermente diversa. Anche questa dei vieri ha una bella angolazione, diversa da solito. Sottofondo. Tagli i pezzi dove parlo io. Bene ragazzi. Va bene, ti ringraziamo per la collaborazione. Grazie. Prossimo anno. Ti aspettiamo il prossimo Non ho anno. fatto a tempo a esibire le scatole. E tu cosa dici di queste foto? Cosa dici tu di queste foto? Cosa dici? Sono bravi? Non sono bravi? Diciamo che Sono dei dilettanti? Abbiamo il verismo di Lucio che è un grandissimo fotografo di Chioggia
fa delle foto che sono significative per quello che riguarda il paesaggio chioggiotto, mentre Vittorio crea i suoi fiori diciamo così, artisticamente dalla sua fantasia, ecco, lui vede il mondo dei fiori in questa maniera. Bene, pagherai caffè, pagherai qualcosa, scusa. Caffè buono. Lascia l'IBAN. Ciao, grazie. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.